Un uomo di 45 anni di Clout è morto per uno shock anafilattico causato dalla puntura di alcuni calabroni. L'episodio è avvenuto in un giardino di San Martino di Campagna. L'uomo è stato subito soccorso da un amico che si trovava con lui e che ha capito la gravità della situazione. Il ferito è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Pordenone, dove però è espirato poche ore dopo il ricovero. Indagano i carabinieri di Sacile. Da quanto si è appreso, la vittima in passato non aveva mai sofferto di allergie specifiche. L'incendio boschivo divampato ieri in località Brebenik, nel comune di San Dordigo della Valle, nei pressi del confine con la Slovenia, attualmente è sotto controllo. Tuttavia è stata richiesta l'attivazione di un Canadair e di un altro elicottero dei Vigili del Fuoco, poiché sono previste raffiche di vento importanti sia verso l'ora di pranzo che nel pomeriggio. Lo ha scritto su Facebook il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, al termine di un briefing del Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Trieste insieme alla Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Forze dell'Ordine. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 5.703 test e tamponi, sono state riscontrate 956 positività al Covid-19, 2.567 tamponi molecolari, 266 contagi, 3.136 test rapidi antigenici, 690 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 243. Nella giornata odierna si registra un decesso. La strada regionale Udine 73 tra Ampezzo e Saulis sarà riaperta domani pomeriggio alle 15. Dopo aver superato la prova di carico, il nuovo ponte, che è stato realizzato sulla strada del Lumiei a tempo di record da Friuli Venezia Giulia Strade, è pronto per essere aperto e ricollegare così le due importanti località della montagna. I lavori svolti da FVG Strade come soggetto attuatore per conto della Protezione Civile regionale rientrano nel piano VAIA e hanno permesso di eliminare un punto pericoloso e soggetto a frequenti frane della strada del Lumiei. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.